Buongiorno, sono Eleonora e vi do il benvenuto a Un Sorriso in Più Family. Oggi facciamo insieme un po' di esercizi per la coordinazione, che è importantissimo perché la coordinazione dà qualità al nostro movimento. In spagnolo si dice calidad al nostro movimento. Volevo dirvi anche che la coordinazione va un po' a braccetto con l'equilibrio e con la postura, perciò è importantissimo iniziare a fare questo tipo di movimento. Adesso la prima parte lo faremo da seduti tutti su una sedia comoda e iniziamo con il movimento delle gambe. Allora, prima la gamba destra facciamo il movimento di estensione del ginocchio in questo modo 5 volte con la gamba destra, poi 5 volte con la gamba sinistra, 2 3 4 5 e poi in modo alternato, prima destra, poi sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra e sinistra e stop. Adesso facciamo lo stesso però con le braccia sul braccio destro, il più dritto possibile e il più in alto possibile. 2 3 4 5 e poi con la sinistra 1 2 3 4 5 e poi in modo alterno destra sinistra destra sinistra destra sinistra destra e sinistra. Adesso attenzione, facciamo gamba destra e braccio destro in questo modo. 1 2 3 4 5 poi con la sinistra 1 tanto la gamba come il braccio, 2 3 4 5 stop. Adesso lo facciamo gamba destra, braccio destro e poi subito gamba sinistra, braccio sinistro, in questo modo. Destri e sinistri. 1 2 1 2 1 2 1 e 2. Adesso lo facciamo incrociato, penso che si dice così, perciò braccio destro e gamba sinistra. Attenzione, molta concentrazione e coordinazione. Mano destra e gamba sinistra e giù. Adesso mano sinistra e gamba destra e giù e giù. Facciamo 8 volte. 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Adesso vi propongo un altro esercizio per la coordinazione che è simile a questo precedente, però in piedi.
tenete presente che non tutti riescono a fare questi esercizi in piedi, perciò è meglio iniziare a farlo seduto e poi eventualmente lo facciamo in piedi. Se riusciamo a farlo in piedi, mi raccomando, sempre le prime volte sotto la supervisione di qualcuno, dovete tenere presente che non vi giri la testa o altre situazioni in cui diciamo rischiate. Per quello prima seduti, mi raccomando. Allora, sempre in piedi, ben stabili, ci appoggiamo e cominciamo con la gamba destra portandola indietro, in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, poi la sinistra. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso in modo alterno, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra e sinistra, e riposiamo un attimino. Adesso, come nell'esercizio precedente, iniziamo a fare gli esercizi con le braccia in questo modo. Prima la destra, la alziamo il più dritto possibile e poi giù. 1, 2, 3, 4, 5, poi con la sinistra. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso in modo alterno, destra e sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, e sono 2, destra, sinistra, sono 3, destra, sinistra, sono 4, destra e sinistra, e sono 5. Adesso facciamo braccio destro con gamba destra. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5. Adesso braccio sinistro con gamba sinistra. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5. Adesso arriva il bello. Allora, braccio destro con gamba sinistra. Via, pronti? 1 e poi al contrario, braccio sinistro, gamba destra. E 1, 2 e 2, 3, 3, 4, 4, 5 e 5. Però praticamente mi sono saltata una fase, perché dovevamo prima fare 5 volte così, 5 volte, 3, 4, 5 e poi con l'altra 1, 2, 3, 4, 5, per poi sì fare l'esercizio che abbiamo fatto prima che mi accorgesse che ho saltato questo passettino. E allora sì, lo ripetiamo.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e 2. Questo allenamento per oggi è sufficiente per lavorare la coordinazione. Mi raccomando, tantissima attenzione agli esercizi che stiamo facendo, mente in quello che stiamo facendo per non sbagliare. Vedete che veramente dopo, una volta che prendete il ritmo, è molto più facile. Mi raccomando, prima da seduti, tutti seduti, poi chi riesce lo fa anche in un secondo momento in piedi. Chi per qualche situazione, per qualche motivo non riesce, non importa, l'importante è che lavorate da seduti, questo è importantissimo. Poi nella coordinazione subentrano altri tipi di aiuti, la vista, no? È importante nella coordinazione, tante altre situazioni, però per il momento diciamo vi lascio questi esercizi, che così iniziamo a praticare, a perfezionare, a migliorare la qualità del movimento con questi esercizi. Dai, allora, non mi resta altro che salutarvi, darvi un abbraccio molto forte. Vi ricordo di essere sempre positivi in tutto. Dai, vi mando un abbraccio forte di nuovo, un bacio, vi voglio bene e mi raccomando, fate gli esercizi. Alla prossima, ciao!